Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti su Big Rocket Project. In questo episodio monterò il piano di lavoro in cemento. Ho fatto tantissime ricerche a riguardo e sperimentato molto prima di fare la versione che vedrete oggi. Penso di aver fatto circa una quindicina di prototipi. Questa è la mia versione, non la versione giusta e neanche la migliore. In base alle caratteristiche di questo progetto e alle mie esigenze ho optato per farla in questo modo. Il risultato alla fine è molto bello ed economico. Diciamo che può essere una bella alternativa alla versione classica. Anche per il piano di lavoro ho deciso di dedicare un video a parte. Se volete vederlo cliccate qua in alto a destra quando compare il banner. Ora vi lascio il video. Cominciamo sempre io e Luca. Il piano di lavoro è strutturato in 3 parti. La prima, del lato cucina, è una struttura unica, lunga più di 4 metri, mentre il lato bar ne ho fatte 2 per lasciare uno spazio in mezzo, vedrete più avanti a cosa servirà. Quella mattonella che vedete in basso a sinistra è uno dei prototipi che ho realizzato. Qui siamo ad un punto decisivo. Copriamo tutto per non sporcare e prepariamo il cemento. Al composto ho unito anche un colorante in polvere nero per renderlo più scuro. Il rapporto che ho usato è di 1 grammo di polvere per 350 grammi di cemento. Ho fatto vari prototipi con diverse gradazioni di colore ed i miei amici hanno votato per quella che vedrete.
A questo punto riempio la fuga tra le mattonelle e il piano di cemento con lo stesso riempitivo che ho usato per le mattonelle nel video precedente, in modo da rendere l'angolo completamente impermeabile. Ho fatto in questo modo solamente perché odio gli angolari dei top delle cucine. Qua devo ringraziare Giacomo Whatever per avermi consigliato questa finitura. Ho visto come è realizzato il piano di lavoro della sua cucina ed era proprio come volevo farlo io. Alla fine non ho fatto come mi ha consigliato, per questo progetto sarebbe stato troppo costoso. La finitura comunque ha fatto il suo lavoro. Ora, sempre con lo stesso materiale del pavimento, rivesto anche sotto i livelli, in modo da renderli impermeabili se in futuro ci dovessero essere delle perdite.
Siamo alla fine anche di questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Lascia un like e condividi se ti piace il progetto. Il prossimo sarà l'ultimo episodio di questa miniserie. Vedrai la finitura del piano di lavoro e la messa in funzione di tutto il bar. Finalmente ci possiamo spillare tutte le birre che vogliamo. Io ti saluto e ci vediamo mercoledì alle 11 con il prossimo episodio. Ho fatto tantissime ricerche a riguardo e ho sperimentato molto prima di vedere anche per il piano no. Spero che il video vi sia piaciuto. Lascia un like e condividi il prossimo sarà l'ultimo episodio di questa miniserie. Vedrai e se non vedrai. Fine.